Cari telespettatori, eccoci nella parte che in questo momento è anche la più difficile da affrontare, tra le più difficili da affrontare, anche la più penosa, perché parliamo di economia, parliamo di finanza, parliamo di un disastro. Un disastro annunciato, preannunciato, prevedibile, certo che in qualche modo poi bisognerà uscirne. Vediamo di fare un po' il quadro generale con il nostro esperto, per cui ben ritornato qui con noi come sempre, Stefano Zara. Buonasera. Allora, qual è la situazione attuale? Vediamo un po' di configurare. Le borse a catafascio, ma basta un soffio, basta una parola, basta che Lagarde non faccia delle cose scriteriate o sconsiderate, che la borsa, ma è mai possibile? Ci bruciamo milioni di euro in poche ore. Per non dire le cose che dicono e si sentono comunque in questi, diciamo anche che non siamo fatti per star fermi. Figurarsi per stare in casa, le persone sclerano. Ma anche l'economia non è fatta per fermarsi, sì. Cioè, il sistema economico in cui noi tutti viviamo, tutto l'Occidente vive, è fatto per crescere e crescere continuamente. Questo blocco sostanzialmente globale, imposto per ragioni di salute, è una situazione del tutto nuova, talmente nuova che i mercati sono andati ovviamente nel panico. Quindi dai massimi di febbraio i mercati hanno perso circa dal 30 al 40%. Le banche centrali, la risposta delle banche centrali è comunque una delle tante risposte che stanno arrivando a una situazione del tutto straordinaria. È vero che anche negli anni passati abbiamo vissuto tensioni sui mercati legati al debito sovrano, al fallimento di Lehman Brothers 2008. Diciamo che ne abbiamo passate di cose. Ne abbiamo passate, al fallimento dell'Enron, al scoppio della bolla di Technology all'inizio degli anni 2000, crisi virulente, violente, con cali altrettanto significativi, ma mai il sistema economico era messo in stato di lockout, di blocco totale come in questa situazione. La risposta che si sta dando è una risposta non convenzionale, anche se si utilizza da una parte strumenti già utilizzati, quindi 36 banche centrali che immettono liquidità sul mercato. È altrettanto vero che il sistema finanziario del credito delle banche è un sistema che godeva ultimamente di ottima salute, insomma, le trimestrali dei principali istituti di credito erano principali improntate alla crescita, alla solidità, quindi le banche, il sistema del credito in tutto il mondo è un sistema oggi sano. Il sistema delle imprese sta lottando contro un nemico che non aveva mai affrontato prima, che era quello dell'immobilità, un sistema interconnesso che va in cortocircuito. È qualcosa che non abbiamo mai affrontato. Ma questo perché c'è la globalizzazione? Perché e questo, sì. Quindi fino adesso sta portando disgrazie la globalizzazione, perché in ogni cosa abbiamo delle ripercussioni mondiali, cioè sì. Basta che appunto che si appoggi una mosca da una parte, cioè dalla parte opposta del mondo succede il disastro, sì. Mentre una volta c'erano economie staccate, quindi c'erano movimenti più fluidi. Diciamo, non so se sia uno dei rovesci della medaglia, un aspetto di un poliedro che è un aspetto negativo di una situazione particolare. Certo, la globalizzazione ci ha portato a un livello di benessere mai conosciuto, mai conosciuto. Ovvio, questo è un problema dalla quale non possiamo uscire da soli, questo è un problema che va affrontato quindi ma gli strumenti globale. Secondo lei? L'intensificazione della ricerca scientifica, le grandi risorse che vengono messe a supporto di questo o quell'economia, è un momento nella quale se riusciamo a far tesoro, al di là dell'andamento dei mercati finanziari, che è un fatto indotto, è una finestra di grandissima volatilità, che verrà superata nel momento stesso in cui verrà superata o si intuirà una soluzione dell'emergenza o una via d'uscita all'emergenza sanitaria. Cioè l'economia e i mercati ripartiranno non quando verrà sollevata, ma quando si vedrà la luce in fondo al tunnel. Cioè, noi non ricordiamoci, i mercati finanziari anticipano di molto gli andamenti poi dell'economia reale. E quindi anticipano in questo momento cosa stanno anticipando? In questo momento, una tragedia. Ma insomma c'è anche un problema, noi viviamo in un continuo bombardamento, si chiama infodemia, un continuo bombardamento di informazioni, tra l'altro anche contraddittorie l'una delle altre, sulla notizia del raggiungimento del picco della diffusione del virus in un momento piuttosto che nell'altro, i mercati reagiscono, se la vicinanza a questo picco
porta a un superamento dell'emergenza, ecco che i mercati riacquistano positività. Ecco. Non dimentichiamoci che il tessuto in cui purtroppo si innesta questa tragedia è un tessuto dal punto di vista economico sano. Noi non possiamo far nulla dal punto di vista sanitario, possiamo solo sperare che le conoscenze di cui disponiamo ci aiutino, ci mettano nella situazione di superarlo velocemente, e quanto prima riusciremo a superare velocemente, a far tesoro di questa esperienza, poi tutto il resto seguirà. Secondo gli analisti finanziari, quindi gli andamenti della finanza, queste misure che sono state adottate in Europa, negli Stati Uniti, adesso vediamo gli Stati Uniti cosa stanno prendendo come provvedimento, oppure nel piccolo in Germania anziché in Italia, sono misure che possono tranquillizzare l'andamento dei mercati? Guardi, oppure no? I mercati scontano un abbassamento degli utili aziendali che del 10% circa, o addirittura utili negativi. Vuol dire che le imprese sostanzialmente si fermano e quindi producono di meno. Questo porta a tutta una serie di problemi collaterali, un deterioramento del credito. Pensiamo soltanto a una piccola impresa che un mese fa avesse chiesto un prestito alla banca. Le condizioni di quella piccola impresa erano buone, mercato, prospettive di crescita, magari aveva anche fatto dei piccoli investimenti, sede nuova, capannone nuovo, aveva assunto degli impiegati. A distanza di un mese lo scenario è completamente cambiato. Quindi la banca non dà liquidità? Non hai presupposti per... Quel credito diventa un credito cattivo per la banca oggi, cioè, non ci sarà più credito buono nei prossimi mesi. Ecco il perché sono importanti gli interventi di tutte le banche centrali. Oggi le banche centrali dispongono di l'arma dei tassi, è un'arma spuntata, cioè è un freno, è un acceleratore che per noi, almeno in Europa, ha toccato già il fondo, siamo già a zero. Quindi quello che ha fatto Draghi a suo tempo, se lo facesse la Lagarde, sarebbe buona cosa, oppure si sta comportando bene? Ma diciamo, al di là dei difetti di comunicazione, ecco, quindi ha comunicato male, certo, dei concetti che in parte erano scontati, cioè, pochi economisti si aspettavano di più. Ovvio che ora bisogna fare di più, quindi non soltanto dal punto di vista delle banche centrali. Ma anche per rassicurare i mercati. Soprattutto per rassicurare i mercati, i mercati che leggono anche quello che non viene detto. Quindi ci ricordiamo che il mercato, i governatori hanno un grosso potere quasi demiurgico, cioè molte volte sono più importanti le cose che non dicono di quelle che sostanzialmente dicono. Non serve solo abbassare i tassi, gli Stati Uniti l'hanno fatto la settimana scorsa, li hanno portati a zero. Hanno fatto bene secondo voi? Sì, ovviamente sì, quella dei tassi è una manovra che andava comunque fatta. Ha iniettato liquidità per 700 miliardi di dollari per acquistare titoli di Stato e altri titoli degli istituti di credito, cioè è importante che il credito la catena di trasmissione dalle banche centrali al mercato, alle aziende, alle famiglie non deve essere interrotta. Il problema dello spread è un problema importante, no? La grande accusa che è stata mossa alla Lagarde è di avere evidenziato il fatto che la sua missione non fosse quella di ridurre lo spread del singolo paese, in realtà è proprio quella. Forse non ha capito cosa ci fa là. Sostanzialmente è proprio quello che chiedevano i mercati, il fatto che il rischio paese non impedisse la trasmissione delle liquidità da banca centrale agli istituti del paese. Per carità, non vuole girare il coltello sulla piaga, ma errori di comunicazione, che poi dietro la comunicazione c'è una sostanza, perché non è neanche ammissibile che uno sbagli la comunicazione quando riveste certi ruoli. Sono ammissibili, visto che quello che provocano poi, cioè non dovrebbe esserci una maggiore anche attenzione, ma anche ponderata millimetricamente su quel che viene detto, fatto, e dove dietro ci deve essere non certo un'emotività, perché altrimenti in queste situazioni delicatissime mondiali devi lasciar perdere il tuo incarico e darlo a terzi, che magari possono avere capacità maggiori, perché due parole hanno veramente destabilizzato. Ricordiamoci che pensieri e parole possono cambiare il mondo. No? Esatto, infatti per quello. Sì, indubbiamente è stato un errore, in parte nell'intervista delle ore successive rilasciata dalla stessa Lagarde
a un canale televisivo, se non ricordo il quale, ha fatto una sostanziale retromarcia. Certo, quando sarà tornati dietro le quinte le dichiarazioni poi di di un membro del board il giorno dopo, Lin, che ha detto l'esatto contrario, sostanzialmente, che è fondamentale per loro, per evitare che non ci sia trasmissione della liquidità, che ci sia un contenimento in tutti i paesi degli spread, ecco. Quindi si è fatta una sostanziale marcia indietro. Rimane una cattiva gestione del momento, visto che c'era il tempo e la possibilità di preparare meglio questo appuntamento. Sì. No, perché quello che ho letto un pochettino così, che può terrorizzare, è che se c'è una persona che in questo momento riveste un ruolo di un certo tipo, sì, fa paura che abbia certe defiance, sì, no? Perché hai bisogno di chi ti dia fiducia, quindi dia fiducia ai mercati e di conseguenza anche a un andamento economico di un'intera area, che è quella dell'Unione Europea. Sono assolutamente d'accordo. È importante che chi ricopre certi ruoli istituzionali abbia una comunicazione efficace, ecco, non lasci adito a interpretazioni di natura magari opposta. E quindi in questo caso è un errore imperdonabile per certi versi. L'andamento della diffusione di questa pandemia, in che termini va a condizionare anche certi ambiti finanziari, economici, e quanto invece magari, se ci fosse una curva decrescente, potrebbe sanare, tra virgolette? Ma noi vediamo che la Cina ne sta sostanzialmente uscendo. Quindi si sta riprendendo, hanno ripreso la loro. Poi il dato sul calo della produzione industriale cinese, circa il 13%, è un dato comunque che era nelle aspettative. Ovviamente loro adesso escono dall'emergenza sanitaria, riprende la produzione. Certo, è una crisi che ha intaccato sia il mondo della domanda sia anche il mondo dell'offerta. Quindi in un mondo interamente interconnesso è importante che la Cina dia il tempo dell'emergenza sanitaria, cioè abbiamo visto quanto ci vuole per uscirne. Questo è significativo perché sulla base di questi tempi lavorano poi gli algoritmi che gestiscono i mercati finanziari. Lavorano gli algoritmi? Sì, non pensiamo che ci siano degli omini che prendono delle decisioni, no. Ogni dato legato alla diffusione del virus, al picco pandemico, al timing dell'uscita dell'emergenza sanitaria, sono tutti dati che vengono elaborati. E poi ogni economia, poi noi siamo entrati successivamente, ma forse i primi in Europa, dovremmo essere, speriamo, i primi ad uscirne. In Europa, come paese in Europa, perché il resto adesso dell'Europa si sta avviando verso. E quindi la Gran Bretagna, che c'è stata appunto la Brexit, adesso si trova anche da sola anche a gestire, vuole gestire anche autonomamente con proprie decisioni. Ma sia Boris Johnson che Trump hanno avuto un originale approccio malthusiano alla crisi, cioè sostanzialmente abbiamo visto l'impatto percentuale, lasciamo che vada, no? Che tutto scorre, è un approccio. L'immunità di gregge. Sì, l'immunità di gregge è un approccio che forse andava bene nell'Ottocento, non puoi permettere un approccio di questo tipo oggi. Però tanti ne hanno parlato, tanti ne hanno parlato e l'hanno considerato come selezione della specie. Sì, ma ripeto, il paese di Charles Darwin era inevitabile che avesse anche un approccio di questo tipo, insomma. Anche Malthus stesso, che è economista della scuola di Adam Smith, ma che era anche, credo fosse un uomo di chiesa, aveva un approccio di questo tipo. Lasciamo che sia la natura a fare il suo corso, la solidarietà non intesa come assistenza al prossimo, ma come lasciamo che dall'alto arrivi, ossia le cose si determinano da sole, insomma. Ma potrebbero mai andare avanti su questa, cioè no, poi ha fatto una marcia indietro clamorosa negli ultimi giorni, ovviamente, ma insomma non è una comunicazione, non è un tipo di presa di posizione solitaria, si sentono anche navigando nei social ragionamenti del tipo, soprattutto quelli in ambito finanziario ed economico, che fanno un ragionamento di quel tipo, sostanzialmente, vista l'incidenza percentuale sulla popolazione mondiale, fanno considerazioni e lasciamo che segua il suo corso, perché insomma, sono poi posizioni che indubbiamente valgono quel che valgono. Insomma. Valgono quel che valgono, ma vanno in qualche modo a destabilizzare o stabilizzare un
mercato come quello anglosassone? No? Io dico sempre, la finanza è vero che ha visto, almeno dal dopoguerra in poi, con una certa ciclicità, crisi finanziarie di questo tipo, indotte da shock petroliferi, terrorismo, crisi del debito sovrano, l'abbiamo visto, fallimento di grandi di multinazionali, le abbiamo viste, questa è la prima volta che una crisi impatta nella finanza in maniera così devastante come in queste settimane. È altrettanto vero che mai il mercato è stato così interconnesso e sostanzialmente un mercato che non aveva, tra virgolette, grosse criticità, quindi ci ha preso in un buon momento. Il sistema del credito delle banche e delle aziende aveva superato la crisi finanziaria del 2008-2009, che era in una posizione di salute, tra virgolette, e quindi questo potrebbe contribuire a una soluzione che va coordinata, che si coordinerà diciamo con l'uscita dall'emergenza. Che cosa possiamo prevedere nel breve? Si riesce a prevedere qualcosa? Beh, tanto prima finirà l'emergenza sanitaria, tanto prima i mercati ovviamente recupereranno, questo è sintomatico. Recupereranno. Quindi intanto sono già recuperati in Estremo Oriente. Beh, lì modo, la soluzione no? è anche lì, ovviamente diminuisce anche la volatilità in quei mercati. Quindi noi ci auspichiamo sì, i prezzi attuali dei mercati finanziari in tutto il mondo, dopo questi crolli che vanno dal 30 al 40%, scontrano una recessione che ovviamente ci sarà nei primi trimestri di quest'anno. Un'economia ferma non può avere segnali o indicatori economici che rivelino crescita, quindi vedremo, avremo recessione, sarà una recessione tecnica vuol dire che non è una recessione legata a un cambio di ciclo, il ciclo non diventa da... Quindi forse meno grave o no? Dipende, è difficile fare delle previsioni a riguardo, no? Sappiamo che le banche centrali, che sono sostanzialmente quelle che dovrebbero proteggere le economie in questa fase, sono allineate e agiscono di comune accordo, quindi non c'è un paese che va per conto suo. La Cina ne sta uscendo, quell'area ha già cominciato a mettere in pista, a far ripartire gli impianti e le aziende, di conseguenza però non basta, occorre che il mondo della domanda, visto che comunque nessuno si riprenda, questo ci vorrà del tempo. Insomma. Grazie Stefano Zara, siamo giunti al termine, quindi daremo aggiornamenti più freschi, magari a breve ugualmente, in modo da tenere aggiornati anche i nostri telespettatori sull'andamento. Speriamo che le cose possano migliorare di settimana in settimana. Io la ringrazio, buon lavoro, visto che ce n'è anche da fare, e grazie a voi telespettatori. Chiudiamo anche questo appuntamento di questa serata. Io vi aspetto naturalmente come sempre domani 19:35 con il nostro appuntamento che diciamo è stato sospeso provvisoriamente in fascia pranzo ed è stato portato alle 19:35 come fascia oraria di prima battuta, ma poi tornerà normale in proseguo di tempo. Vi avviseremo. Grazie, buon proseguimento, buona serata.